Sergio Silva, tanta soddisfazione per una vittoria importantissima contro una corazzata come il Trissino, senza Davide Banini, ma insomma quello non è un attenuante perché la squadra credo abbia dato tutto. Ah, non c'era Davide, non mi sono reso conto. Meno male che Paolo e Massi hanno fatto solo due, se no ci toccava ogni volta giocare senza uno dei fratelli. Una vittoria, una vittoria che è arrivata con una prestazione importantissima e fantastica, dei ragazzi che sono uomini veri, che va dedicata questa vittoria a loro. Ma non solo, la vorrei dedicare alla società HRC Monza, nella persona del suo presidente Andrea Brambilla, e la vorrei dedicare all'avvocato Gregorio Stanizzi, che non lo so se è un giudice sportivo nazionale walk in line o walk in pista, perché sul comunicato non si riesce a capire. Senza di loro questa prestazione, questa vittoria non era possibile, quindi grazie a loro, è dedicata a loro. Non è una battuta, insomma. No, grazie a loro, senza il loro lavoro, che hanno fatto il loro lavoro fatto bene, come noi abbiamo fatto il nostro, questa vittoria non era possibile, grazie. Senti, sulla partita credo che sia girata sul 3-1 di Franchi all'inizio della ripresa perché il Trissino stava spingendo e lì invece l'avete ricacciati lontano. Il Trissino ha spinto tutta la partita, hanno 11 giocatori, non si possono permettere di lasciare fuori giù un Pinto. Sacrificio, sofferenza, ma anche tanta qualità, e penso che è una vittoria giusta. Sabato prossimo da questo match ancora al Capanino per chiudere l'anno contro il Viareggio, un altro derby toscano. Un'altra partita che bisogna affrontarla come abbiamo affrontato oggi. Non so se ci saranno tutti, ma sicuramente noi avremo 10 giocatori. Ma bisogna affrontarla con lo stesso spirito, quelle che ci saranno bisogna affrontarle con lo stesso spirito, perché sono altri 3 punti che ci servono, che li vogliamo, perché vogliamo ancora avere la possibilità di scalare un po' la classifica. Complicato, difficile, ma io quando difendo i miei ragazzi tutti i giorni, poi magari nello spogliatoio le cose possono cambiare, ma quando li difendo è perché so che loro sono capaci di fare questo. Fanno il loro lavoro fatto alla grande, forse qualcuno nell'hockey non lo fa, però questo è l'hockey da adesso.